A pochi giorni dalla riapertura delle scuole c'è incertezza. Il governo spinge per il ritorno in aula, ma preoccupa l'indice RT in risalita. Il sindacato cautela. E di 6 vittime il bilancio dei decessi nell'ultima ora in Calabria. 2 si registrano nel Cosentino, 3 a Reggio, 1 a Crotone. Crescono i contagi nei focolai attivi sul territorio regionale. 150 i casi positivi su circa 1400 tamponi. Il nodo commissari delle ASP e aziende ospedaliere calabresi tiene con il fiato sospeso perché non c'è l'intesa tra Longo e Spirlì. Toccherà al governo l'ultima. Dopo le consultazioni di rito, il presidente facente funzioni Spirlì ha indicato la nuova data delle elezioni regionali, procrastinate per l'emergenza sanitaria in corso. Si vota l'11 aprile. Domani in campo le calabresi di Serie B, Cosenza con tante assenze contro la capolista Empoli, scontro diretto tra Regina ed Ascoli. Buonasera dalla redazione TG10. È la scuola che preoccupa e nelle prossime ore, nei prossimi giorni se ne parlerà a livello nazionale e anche regionale. Preoccupa naturalmente l'indice RT in risalita per il ritorno in classe degli alunni il 7 gennaio e naturalmente bisognerà vedere se la Calabria sarà posta in zona rossa o arancione. Al momento, come avete sentito nei nostri ultimi telegiornali, c'è questa possibilità. Intanto il sindacato dice cautela, ma andiamo per gradi, vediamo cosa si sta facendo e come si sta riflettendo sulla situazione. Poco più di 4 giorni dalla riapertura delle scuole resta l'incertezza. Solo ieri, nel corso dei nostri TG, il responsabile dell'emergenza Covid in Calabria, Antonio Belcastro, sentite cosa ha dichiarato. Sarà la prima discussione, attualmente al 50% è prevista la didattica in presenza, ma io con questo trend dubito che si possa riaprire. Giovedì è previsto, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, un ritorno in aula per tutti gli studenti, anche quelli delle superiori che in questa prima parte dell'anno scolastico hanno quasi interamente usufruito della didattica a distanza. Ma non tutti la pensano così. L'ultima parola tocca all'indice RT. Per intenderci, l'indice di contagiosità che nelle ultime settimane ha avuto un'impennata in molte regioni, fra cui la Calabria. E mentre Conte spinge per la riapertura sostenuto dalla ministra Lucia Azzolina, che per mesi ha sbandierato questa nuova fase, dicendo che arretrare sulla scuola significa rinunciare ad un pezzo del nostro avvenire, c'è chi su questo tema ha pareri contrastanti. Si teme, come affermato dal consulente del Ministero alla Salute, il professor Ricciardi, che se dal 7 di gennaio riprenderanno di colpo tutte le attività, assisteremo certamente a un rialzo della curva epidemica. Le scuole sono ambienti sicuri, ma è la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura. Il governo resta però unito sulla riapertura e per minimizzare il rischio di contagio e contenere l'epidemia da coronavirus, il ministro Lamorgese ha deciso infatti di rivoluzionare il tradizionale assetto di classi e lezioni, consentendo solo al 50% degli studenti di seguire i corsi in presenza. Qualora l'esperimento dovesse rivelarsi efficace, la percentuale di ragazzi ammessi in classe sarebbe poi estesa al 75% in un giorno compreso fra il 15 e il 18 di gennaio. Sentiamo a questo punto la posizione del sindacato proprio per quanto riguarda la riapertura delle scuole, sindacato che invita alla cautela. Quello che ci preoccupa maggiormente è questa escalation di contagi anche nella nostra regione. Non sappiamo se da qui a breve sarà dichiarata anche zona rossa, quindi le preoccupazioni sono tantissime e ovviamente coinvolgono soprattutto il mondo della scuola per un rientro in sicurezza che allo stato attuale, rispetto anche al tavolo che è stato avviato dalla prefettura e altri soggetti, non ovviamente le organizzazioni sindacali né tantomeno quello dei dirigenti scolastici. Si è cercato di trovare una soluzione, ma che non è la soluzione migliore. Cioè, la cosa strana è che tutto si stia concentrando sul tema dei trasporti, quando invece ci sono altri problemi molto più importanti che riguardano ovviamente sempre la presenza all'interno delle scuole degli alunni. Quindi le preoccupazioni sono altissime, per cui c'è la necessità di riavviare probabilmente un nuovo confronto. Non basta lo scaglionamento degli ingressi, perché riteniamo che poi ci siano dei problemi soprattutto sanitari, quindi i dispositivi di sicurezza, del tracciamento dei contagi, anche mediante
eventualmente l'utilizzo dei tamponi rapidi e di garantire anche al personale scolastico quello di essere tra i primi ad essere vaccinati, cosa invece che non è prevista da questo piano ovviamente di processo vaccinale, come se il mondo della scuola, e quindi anche il personale ATA, vivesse sotto una cappa di vetro, quindi che i contagi non ci siano. Quindi le preoccupazioni sono tante, ma rimanendo nel tema di questo doppio trasporto, ebbene forse il tema principale è che mancano delle risorse, perché si sarebbe potuto prevedere eventualmente l'ampliamento di più corse utilizzando anche le ditte private, non solo le ditte pubbliche, per cui, come dire, questo scaglionamento non agevola il percorso all'interno della scuola e della presenza degli alunni, che hanno il sacrosanto diritto ovviamente a recuperare, ad essere presenti all'interno della scuola. C'è un principio costituzionale che garantisce loro anche questo, ma ovviamente bisogna farlo nella massima sicurezza. Poi c'è da tenere conto che questo dispositivo, che è stato dato imperativo da parte delle prefetture, sconvolge un po' anche il piano organizzativo che le singole scuole hanno, soprattutto in tema di orari. Se noi pensiamo per esempio agli istituti professionali, dove ci sono anche ingressi pomeridiani per quanto riguarda i lavoratori, gli studenti lavoratori, quindi potrebbero compagiare anche tante altre cose, quindi ingressi con uscite un po' sfalsate. C'è da tener conto che i docenti in questa situazione, anche buona parte di questi, sono su più scuole, se non addirittura su più comuni, quindi conciliare un percorso organizzativo così raffazzonato non ci convince e i problemi rimangono tutti in piedi. Ecco, vediamo invece la situazione delle ultime 24 ore per quanto riguarda i contagi. Sono 150 i nuovi positivi, è cresciuto il numero dei tamponi dopo il picco più basso, 860 che sono stati effettuati ieri, che era anzi nella giornata del 1° gennaio. Vediamo la situazione cristallizzata, c'è un aumento per quanto riguarda i ricoveri stabili invece delle terapie intensive. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 426.109 soggetti, più 1.411 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 24.590, più 150 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 21, Catanzaro 33, Crotone 0, Vibo Valentia 29, Reggio Calabria 67, da altra regione stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale sono ad oggi 242 nei reparti di malattie infettive e 19 nelle terapie intensive, 6 vittime nelle ultime 24 ore, 488 in totale dall'inizio della pandemia. 6 vittime, focolai attivi in diverse zone della Calabria, questa mattina 2 decessi a Cosenza. Sentiamo. 2 decessi nelle ultime ore all'Annunziata di Cosenza, un uomo del 57 di Scalea, una donna del 35 di San Giovanni in Fiore. Il Covid-19 continua a mietere le vittime in Calabria e il contagio si estende. I prossimi giorni saranno decisivi per la definizione della situazione per la nostra regione, in bilico tra l'arancione e il rosso. Non inganni il basso numero di positività riscontrato nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a soli 860 tamponi eseguiti e dunque la percentuale rispetto ai test al contrario è elevatissima, superiore al 20%. Sono i focolai del Vibonese, quelli a nord e sud della Calabria, a gonfiare il bacino dei positivi, che crescono di diverse unità a Piscopio e Fabrizia. A Castrovillari continuano ad emergere nuovi casi dallo screening effettuato con tamponi antigenici. Ieri 25 su 225 test eseguiti. L'indagine prosegue sui familiari e sui contatti stretti, in attesa di confermare i risultati con tamponi molecolari. Anche a Frascineto crescono i contagi, 15 negli ultimi giorni, 13 i casi a Corigliano Rossano nelle ultime ore. Nel Catanzarese screening su compagni e colleghi dell'alunno e della docente di una scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio, risultati positivi, mentre a Bovalino, in una RSA, sono 20 gli anziani positivi e con loro anche 3 OS il titolare della struttura che chiede aiuto per assicurare l'assistenza sanitaria ai degenti. 19 nuovi casi a Bagnara, drive-in a Montebello Ionico organizzato dall'amministrazione comunale. Questa è la situazione nelle varie zone della Calabria. Calabria dicevamo che rischia di essere nuovamente in zona rossa al termine delle disposizioni che riguardano l'intero territorio nazionale. E intanto va avanti la campagna vaccinale, seppur a rilento, ma si continua a inoculare il vaccino nel personale sanitario soprattutto.
È una domenica così come tante altre che abbiamo vissuto da quando il virus si è impadronito delle nostre vite. Il clima è rosso, come rossa è la linea che attraversa l'Italia da nord a sud, seguendo le disposizioni imposte dal DPCM, che rimarrà in vigore fino al prossimo 15 gennaio. Le strade, le piazze, le città mostrano l'immagine dell'ansia, della paura, vuote e buie. Si teme, seguendo le parole degli esperti, la terza ondata e i numeri purtroppo disegnano uno scenario di questo tipo. In Calabria, dopo una fase in cui si pensava ad un netto miglioramento, la situazione è tornata preoccupante. Lo è a Vibo, dove dalle frazioni di Piscopio e Fabrizia continuano a giungere notizie poco rassicuranti. Aumentano contagi, quarantene e ricoveri. Lo è a Reggio, lo è nella Locride, dove lo stesso sindaco, costretto a casa dal virus, ha lanciato un appello ai cittadini: state attenti. Lo è nel Cosentino, in cui gli ultimi casi registrati a Castrovillari, qui il boom dei casi ha interessato interi nuclei familiari e giovani, e Frascineto, destano apprensione. Meno tamponi, ma il dato allarmante è che 1 su 5 risulta positivo. Il virus, insomma, avanza mentre i cittadini si aggrappano al vaccino, soluzione unica per uscire dall'incubo. Ma a proposito di vaccini, in Calabria si procede a rilento, tant'è vero che l'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato solo una piccola parte di personale sanitario che si è fatta già iniettare il prezioso liquido. A Cosenza, per esempio, solo nella giornata di ieri è partita la campagna di vaccinazione per medici, infermieri e OSS. Per ciò che invece concerne il territorio, bisognerà attendere il 10 di gennaio. Quelli che vedete in queste immagini sono le 5.820 dosi di vaccino custodite nei frigoriferi della farmacia dell'Annunziata di Cosenza. C'è una polemica che riguarda i vaccini, lo afferma il consigliere regionale del PD Carlo Guccione: abbiamo il vaccino per combattere il virus, dice, ma non un piano vaccinale ad hoc. In Calabria sono state somministrate, secondo gli ultimi dati riportati, solo 450 dosi su 13.000 consegnate. C'è stata una riunione, dice Guccione, il 30 dicembre per discutere insieme alla commissaria Simonetta Cinzia Bettellini dell'organizzazione delle vaccinazioni anti-Covid per operatori sanitari dell'ASP. Ad oggi non è partito nulla, siamo ancora ai primi passi senza sapere i locali dove effettuare le vaccinazioni, qual è la dotazione del personale e dei frigoriferi con temperatura controllata necessari all'avviamento delle operazioni vaccinali. E qui si fa solo riferimento alla campagna di vaccinazione per gli operatori sanitari. Ritardi su ritardi che si accumulano in una regione che ancora oggi, nonostante la sostituzione del commissario alla sanità, non ha un piano di contrasto al Covid operativo. Una regione in Italia, unica regione in Italia, non esiste neanche un cronoprogramma regionale per la campagna vaccinale. Continua così Carlo Guccione. E adesso la questione Covid ha naturalmente un effetto anche sulla vita politica della regione. Le elezioni regionali previste inizialmente per il 14 febbraio si terranno, lo ha annunciato oggi il Presidente delle funzioni Spirlì, l'11 aprile. Sentiamo. Dal 14 febbraio all'11 aprile, ecco la nuova data delle elezioni regionali in Calabria. Lo ha annunciato il presidente facente funzione Nino Spirlì, che d'intesa con il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della giunta regionale, ha assunto la decisione di rinviare al prossimo 11 aprile le consultazioni per l'elezione del presidente della regione e dei consiglieri regionali della Calabria. Il relativo decreto di indizione delle elezioni è in fase di elaborazione. L'emergenza sanitaria che interesserà la regione nelle settimane e nei mesi a venire, ha detto, mi induce ad assumermi una responsabilità ulteriore per salvaguardare la salute e l'incolumità dei calabresi. Ritengo, conclude il presidente Spirlì, che in momenti drammatici come questo non ci siano vincoli di sorta che possano o debbano impedire di poter decidere secondo buonsenso e maturità. Parliamo adesso del nodo commissariale delle ASP, delle aziende ospedaliere calabresi, perché non c'è intesa tra il commissario Longo e il presidente Spirlì. Toccherà al governo decidere su commissari e si ripropone il remake di quanto già visto con Cotticelli e Oliverio. Si apre la partita dei nuovi commissari delle aziende sanitarie ospedaliere della Calabria, uno dei primi passaggi del cosiddetto nuovo corso che spettano al neocommissario della sanità Longo.
L'inizio di questa fase ricalca pari pari ciò che è già accaduto nel periodo in cui il presidente della regione era Mario Oliverio, se è vero che anche il facente funzioni Spirlì ha mostrato di non essere in sintonia con le proposte fatte dall'ex prefetto di Vibo, a giudicare dall'elenco che da giorni alberga sulle pagine dei giornali. Onestamente si fa fatica ad individuare lo sbandierato cambio di passo. Tuttavia queste sono le proposte del commissario Longo, che saranno vagliate dal Consiglio dei Ministri, che dovrà trovare il tempo, in un momento così delicato, fra venti di crisi politica e sfida pandemica, da dedicare alla Calabria. Ora, se per scegliere il commissario il governo ha impiegato quasi un mese fra rinunce e conflittualità interne, è ipotizzabile che anche per l'operazione di questo tipo ci vorranno giorni. La cosa grave è che le aziende sanitarie e ospedaliere in questa fase svolgono un ruolo delicatissimo sia organizzativo che di funzione, perché di certo non sfuggirà a nessuno che sono chiamati a gestire la fase complessa dei vaccini. Non vorremmo assistere al solito balletto delle decisioni rimandate, perché sarebbe un atteggiamento gravissimo del governo nei confronti della Calabria e dei calabresi. Ci sono tanti giovani calabresi che lavorano a Londra. Con l'entrata in vigore della Brexit cosa cambierà per loro? C'è naturalmente apprensione. Noi vi raccontiamo la storia di Azzurra Catucci, una ragazza di Castrovillari che da 6 anni vive nella capitale britannica. Sono partita, dice, perché qui non c'era lavoro. È partita da Castrovillari, la città del Pollino che porta nel cuore dalla Calabria bella e senza prospettive di lavoro per giovani come lei, direzione Londra, per inseguire un sogno. Sono partita perché volevo provare a lavorare in una televisione inglese che si trova lì, Channel 4 o BBC, però siccome appena arrivata era un po' complicato, ho dovuto trovare un lavoretto giusto per mantenermi i primi mesi, quindi ho lavorato in un forno bar insieme al centro di Londra e poi alla fine ho fatto un po' di come si dice, documentari o una trasmissione sia a New York che a Londra e poi alla fine sono finita a lavorare in un ufficio per architetti. Sono partita perché qui non riuscivo a trovare lavoro. Ora con la Brexit anche lei, che da 6 anni lavora nella capitale britannica, cerca di comprendere cosa cambierà. Al momento ancora non sappiamo cosa succederà con la Brexit. So solo che per chi era già a Londra sono stati creati dei visti che noi non abbiamo pagato, quindi se eri a Londra da più di 3 anni potevi fare un visto che ti permette di stare altri 5 anni e di poter lavorare tranquillamente e finiti i 5 anni fai il visto vero e proprio che ti permette di stare a Londra in maniera indefinita, diciamo. Però per chi ha bisogno di andare adesso a Londra non so come funziona, penso sia un po' diverso, mi sa che devono fare un visto diverso che va anche pagato, non ne sono sicura, non sono sicura neanche se a livello di stipendi, perché non siamo inglesi, cambierà qualcosa, non lo sappiamo ancora. Il futuro è fuori dall'Italia. Io preferirei vivere in Italia se ci fosse lavoro, però siccome non c'è, sì, devo stare a Londra. Questa è la testimonianza di Azzurra Catucci. Adesso lo sport. Oggi il Crotone ha ceduto all'Inter per 6-2, un buon primo tempo, 2-2 con le speranze poi di portare a casa un punto, e invece l'Inter ha dilagato nella ripresa. Domani scendono in campo per la prima giornata della Serie B del nuovo anno le squadre calabresi. Il Cosenza giocherà in casa con la capolista Empoli, la Regina invece affronterà in trasferta un Ascoli in ripresa. Per quanto riguarda il Cosenza, tante assenze, ma Roberto Chiuzzi non si fascia la testa ed è pronto alle contromisure. Complimenti a vicenda fra i due allenatori per due squadre che evidentemente giocano bene, dice il tecnico dell'Empoli. Il Cosenza ha raccolto poco. Per la Regina invece c'è da capire se Baroni continuerà sulla strada intrapresa nelle ultime 2 vittoriose partite oppure darà spazio alla punta pesante Denis, che è di nuovo disponibile. Sentiamo.
Contro la capolista Empoli, la prima dell'anno per il Cosenza, che scenderà in campo senza Bittante e Corsi, squalificati da giudice sportivo. Roberto Chiuzzi ha lavorato in settimana per trovare le giuste contromisure e risponde con serenità alle domande dei cronisti, ribadendo l'intenzione di non voler modificare l'assetto della sua squadra. Il modulo sapete che è quello, ripeto, un modulo che in base a determinate gare ruota per sia in fase di possesso e non possesso, quindi conoscete benissimo il nostro modo di giocare. Come ogni settimana tutti hanno sempre l'opportunità di scendere in campo, ho avuto delle buone indicazioni sia ieri che oggi su tutti, ovviamente non su chi non potrà essere nella gara, e quindi devo valutare sì, però i ragazzi sono entrati benissimo, stanno bene sia con la testa che a livello fisico, quindi potranno darci sicuramente una grossa mano. Loro, oltre ai numeri, parla di loro e oltre ad essere primi in classifica parla il loro gioco. È una squadra che a me piace tantissimo, è allenata benissimo da un allenatore che già lo scorso anno e negli altri anni ha stupito molto, e quindi quest'anno si sta confermando anche nel gestire una squadra forte, e quindi andiamo a incontrare una squadra che gioca bene al calcio, e quindi è bello insomma confrontarmi con loro, con lui soprattutto. La squadra sta sempre sul pezzo. In queste ultime gare che avete visto, Pescara no, perché poi però Venezia e soprattutto Pisa c'è stata una flessione, ma soprattutto a livello di stanchezza, perché stiamo giocando ogni 2 giorni, quindi è fisiologico. Soprattutto dopo un momento che non sono venuti i risultati, ma sappiamo che la squadra ha fatto delle prestazioni importanti. Dopo Pescara ho visto dei segnali positivi sotto il punto di vista mentale, che ti dà una mano, ti dà quel qualcosa in più, e questi giorni mi hanno dato ottime risposte proprio sotto questo aspetto mentale, quindi mi piace rivederli in un certo modo negli allenamenti. Scontro diretto al del Luca di Ascoli per la Regina, che recupera Stavropoulos sta rientro dalla squalifica. Il tecnico Baroni ha la possibilità di inserire anche l'attaccante Denis, ma non è escluso che confermi gli elementi utilizzati nelle ultime uscite. Affrontare una buona squadra che ha trovato adesso fiducia nei risultati, ha avuto qualche vicissitudine, però adesso c'è un gruppo che sta bene, che è in fiducia, che ha corsa, e quindi sarà una partita insidiosa, come però sempre dico che in questo campionato partite facili non ci sono, sia che magari incontri squadre del tuo livello che incontri le squadre più titolate, quindi sarà una partita complicata per noi, ma lo sarà anche per loro. Abbiamo cercato di recuperare al massimo energie, abbiamo cercato chiaramente anche di recuperare fisicamente. È chiaro che, come insomma ben sapete, un po' le assenze ci hanno portato così a dover spremere un pochettino più qualche giocatore, però questo non deve essere assolutamente un alibi, anzi è la testa che in questi momenti fa la differenza, quindi insomma siamo pronti, io sono convinto, non dobbiamo assolutamente sbagliare prestazione, non dobbiamo sbagliare atteggiamento contro questo avversario. In questo momento, ripeto, la squadra, al di là di chi andrà in campo, è molto più importante l'interpretazione che dobbiamo dare alla partita. È una partita che dovremo andare a giocare con rispetto all'avversario, ma anche con grande convinzione, con coraggio, con voglia. Ecco, queste sono le componenti in questo momento che sono più importanti, al di là di chi scende in campo. Allora, vediamo delle immagini molto particolari che arrivano dall'Alto Tirreno Cosentino. La nostra telespettatrice di Tortora ci ha mandato queste immagini che si riferiscono a una grandinata particolare questa mattina, particolare sia per la grandezza dei chicchi, che erano grandi quanto acini, ma anche per la zona dell'Alto Tirreno, che è vista inondare da questa coltre bianca di ghiaccio alle 11 del mattino. Maltempo che non accenna a diminuire, per domani c'è un'allerta meteo per 7 regioni, c'è anche la Calabria, in particolare il Tirreno Cosentino, ma vediamo le previsioni con gli esperti di meteo in Calabria. Complice un vasto campo d'alta pressione che si estende dal nord Atlantico sino ai paesi scandinavi, continua a permanere sull'Europa una vasta area depressionaria che apporterà ancora piogge nevicate sui monti della Calabria. Domani fino al mattino cielo nuvoloso ovunque, con piogge sparse
sui versanti tirrenici e zone interne, nonché sui versanti ionici del Regino, del Catanzarese e del Crotonese. Possibili in questa fase nevicate sui monti oltre i 900.000 metri, mentre su Cosentino interno la neve potrà scendere al primo mattino a quote collinari. A seguire, miglioramento quasi ovunque, nubi sparse continueranno ad indugiare solo sui versanti tirrenici, dove saranno ancora possibili isolati piovaschi. Temperature in diminuzione. Domani venti quasi ovunque dai quadranti occidentali moderati, con rinforzi sui golfi di Corigliano e Squillace. Mari mossi, molto mosso solo lo Ionio, ma al largo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, ancora una buona domenica.